sono molto contenta di farne parte. Poi c'è una bellissima atmosfera sul set. Sto lavorando con due amici perché sia Francesco Mandelli che Giampaolo Morelli sono amici miei, quindi c'è sempre il problema che noi rischiamo di fare la versione comica del progetto, però ci troviamo bene. Io e Pucci, grazie a Dio, siamo diverse, perché è una bella matta Pucci, possiamo dirlo, perché è una donna molto concentrata sull'apparenza, sul controllo, sull'essere piacevole e non so, mostrare agli altri quello che lei sceglie che gli altri vedano, ma che messa di fronte a un meccanismo che poi stringendo si chiama competizione, impazzisce, esce fuori l'animale che è in lei e esagera, diventa tutt'altro. Ma la cosa interessante è che dopo che ha fatto una figura, insomma, non so come definirla, ma bella pesante, il giorno dopo lei non è che ha il senso di colpa, oddio che ho fatto. No, 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 rimuove completamente e torna quella di prima. Mai credere all'apparenza, ecco, perché magari dietro si nasconde tutt'altro.